Posso, Laura? Sì, sì, prego. Pietro Mazzara, buonasera mister. Buonasera. Alla vigilia Stefano, probabilmente da fuori non ci sarebbe aspettati una prestazione così dominante del Milan a Old Trafford. Io credo che il pareggio stia anche stretto alla squadra. Ti ho visto prima a Sky la soddisfazione nei tuoi occhi della prestazione dei ragazzi. Condividi con me il fatto che avete fatto una partita matura? Se volevi una risposta, oggi l'hai avuta. Sì, 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 matura è un termine che mi piace. Abbiamo giocato con personalità, abbiamo provato a fare la partita, siamo stati squadra in entrambe le fasi di gioco e dovevamo, dopo una prestazione così, uscire dal campo con un risultato positivo, che sicuramente non chiude, anzi tiene molto aperto ancora la qualificazione, ma sicuramente è una prestazione positiva e un risultato che ci dà delle buone possibilità. Altre domande? Prego. Mister, buonasera, sono Martin Sartorio di calciomercato.it. Buonasera. Niente, io le volevo chiedere se dietro il cambio di Davide Calabria c'era un infortunio o qualche problema fisico, era un cambio normale. Ah, Davide sta facendo delle cose eccezionali perché sta soffrendo un po' di dolori al pub, ma vuole sempre giocare, è sempre a disposizione. Oggi era nel secondo tempo, ha sentito qualche dolorino in più, visto che abbiamo tante partite. È uscito, ma non credo che sia una cosa preoccupante per le prossime gare. È una situazione che stiamo monitorando, che lui e lo staff sanitario stanno curando bene, quindi spero di averlo a disposizione subito dalla partita di domenica. Perfetto. Altre domande? Hello, it's James Cooper from Sky. Can you hear me okay? Ok, Sono James Cooper da Sky, mi sente? yes. Eh, C'era fallo di mano nell'azione del gol annullato a Kessie, perché i giocatori del Manchester non hanno reagito per niente quando è segnato. Mi dicono di no, tutti mi dicono di no e che sì mi dice di no, mi dice che sì mi ha giurato che non l'ha toccato con la mano, però non posso, io non l'ho rivisto quindi non lo so. Ultima domanda, grazie. Se c'è. Anche dall'Italia? Sì, sì, prego. Ciao Stefano, sono Fabio Conte di Area. Ciao. Complimenti, ma questa qui sarà una iniezione di grande fiducia anche per il campionato? Deve essere, è la prosecuzione delle buone prestazioni che abbiamo fatto nella settimana scorsa, soprattutto a Roma, soprattutto a Verona, quindi dobbiamo assolutamente continuare a giocare il nostro tipo di calcio che richiede un livello altissimo di applicazione, uno sforzo mentale e fisico importante, quindi adesso dobbiamo recuperare energie. Spero di recuperare qualche giocatore chiaramente per domenica, perché è chiaro che le partite sono molto impegnative, molto dispendiose, però deve essere un'iniezione di fiducia. Sappiamo che questo è un momento molto importante per la stagione, sia chiaramente per l'Europa League, sia anche per il campionato. Sappiamo che abbiamo ancora una settimana dove dobbiamo spingere tanto, Napoli, Manchester al ritorno e Fiorentina fuori casa. E quindi stringiamo i denti, diamo il massimo in queste tre partite e poi rifiatteremo un po' per la sosta. Bene, grazie a tutti, buon lavoro.